No, perché se no non si vedono mai questi stivaletti, Vittorio, capito? Un peccato, so de classe. Benvenuti alla terza puntata di Tentazioni. Gli animi si stanno surriscaldando come questo pazzo pianeta. Proprio come dice Greta Thunberg, qua ragazzina. Ammazza quanto rompe. Mariana, non abbiamo gli avvocati, ti puoi attenere al copione per cortesia? E anche il più cristallino degli amori troverà un'ombra di malinconia. Lei fa mamma non mamma con un quadrifoglio, noi testardi come onde su uno scoglio. E tu vieni ma poi non rimani mai, eravamo querciamo siamo bonsai. Che poesia. Adoro. Sghere. Redazione, mo che faccio? Mi spoglio? Beatrice, che cosa stai provando? Adesso la reppa, capisci? Per me nulla ha mareppato. Lui che quando vedeva Carle Brevi sui gradini la diceva che lei era un guelfo. Beatrice, perdonami, ma qui non possiamo parlare di attualità politica. È la rete che ce lo chiede. Nel frattempo si piange anche nell'antica Roma. Cleopatra, sempre più presa dal single, fa precipitare nella disperazione quel bel pezzo di Marco Antonio di Marco Antonio. Hai capito, Vittorio? Ah, sai l'ultima vado, cioè. Ah, non lo fanno più. La sto perdendo, Dante. Perduta est. Perduta est. Mi devi aiutare. Ed allora scrivi. Carissima Cleopatra, regina indiscussa dell'Egitto e del mio cuore. No, buono, il cuore caccio cagappa. Maiala. Maremma maiala, però vedi che mi sta impegnando. Cioè, te vorrei vedere a te, fammi una campagna militare. No, fammi una campagna militare. Io. Ma adesso occupiamoci anche del nostro pubblico di sinistra. Hai capito, Vittorio? Ci occupiamo di te. E torniamo alla paladina del femminismo. Una, ti vedo turbata. Non più di quanto io sia turbata dalla tenuta democratica di questo paese. Lo giuro, ma perché ci sto benissimo. Cioè. Una di me. Ho un video per te. Oh, e che cazzo però? Ma questa cosa della democrazia cristiana è pazzesca. Hanno governato il paese per 20 anni. Adoro. Ti prego, parlami di Andreotti. Questo la produzione lo paga, eh? No, Cioè, se parli della DC è chiaramente per scopare. Una, ti ricordo che non si possono nominare le droghe in questo programma. Cioè, ma guarda lui come la guarda. Cioè, guarda lui come la guarda. Guarda lui come la sta guardando. Guarda lui come la guarda. Sto stronzo. Come finirà per le nostre coppie? Torneranno a casa insieme? O lasceranno su quest'isola il loro amore?